Sembra incanalarsi verso la risoluzione del problema la vicenda che ha interessato i laboratori di analisi. La Regione infatti trova delle risorse. Il presidente Schifani afferma 14 milioni per i privati convenzionati. Con questa cifra serve a definire il rapporto con le strutture private accreditate e contrattualizzate del Servizio Sanitario Regionale, l'ammontare delle risorse destinate dalla Regione ai privati convenzionati attraverso un decreto dell'assessorato alla salute. La distribuzione delle economie registrate nel corso del 2022 ha consentito di porre fine a una complessa attività di negoziazione con i soggetti interessati, permettendo di rispondere ai bisogni di salute espressi nei distretti sanitari territoriali. Allo stesso tempo, evidenzia il Presidente della Regione Schifani, il Governo sta lavorando per definire in maniera condivisa e a valere per il 2023 i criteri omogenei e uniformi che potranno garantire l'appropriatezza di prestazioni sanitarie e la capillare erogazione delle attività nell'intero ambito regionale, nel rispetto degli aggregati di spesa, anche in relazione al prossimo riparto delle risorse finanziarie.